Buonasera, buon anno e bentornati a 20 Minuti Veneti, la rubrica settimanale di Piave TV. Oggi qui con noi, ospite in studio, c'è il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Buonasera sindaco. Buonasera. E benvenuto. Il 2013 è stato un anno di cambiamento, un cambio rotta nell'amministrazione della città, quindi c'è stato un nuovo insediamento di una nuova squadra, capitanata appunto dal sindaco Andrea Cereser e con un nuovo programma e dei nuovi obiettivi da raggiungere e realizzare. Ci piacerebbe sapere innanzitutto come è andato questo prima parte dell'anno, quindi prima parte di questo percorso. È stato un anno intenso, sia dal punto di vista personale, perché insomma fino a poco più di 6 mesi fa io avevo una professione che esercitavo da un po' di anni, cosa che ti dà anche una certa tranquillità. E passare da questa esperienza a quella di tipo amministrativo è già uno sconvolgimento della vita che ha coinvolto me, la mia famiglia e poi chiaramente anche il resto della squadra che sta amministrando con me. Dal punto di vista amministrativo è stato un semestre intenso soprattutto di relazioni, semestre che abbiamo utilizzato per confermare quelli che erano gli obiettivi scritti nel nostro programma di mandato. E sono contento di poter dire, a 6 mesi appunto di distanza dall'insediamento, che quello che avevamo previsto nel programma di fatto si sta concretizzando sia in termini di necessità, di bisogni, ma anche in termini di prospettive che è bene porre per la città. Ricordiamo subito, parlava di relazione, infatti ricordiamo che ha incontrato gli studenti delle scuole parlando di Costituzione con loro, le associazioni di volontariato per quanto riguarda le emergenze alimentari e poi anche ha iniziato a incontrare i quartieri dove sono già nati dei comitati, che era uno degli obiettivi che poi vi eravate anche prefissati, se non erro. Sì, noi riteniamo che in questo momento in cui tutti ci ricordano che risorse ce ne sono poche, che i soldi sono finiti, eccetera, dobbiamo partire dai valori e dalle risorse che abbiamo. E sicuramente le relazioni tra le persone sono tra le risorse migliori da utilizzare e da mettere in rete. Quindi questo sforzo di ricostruire rapporti con le associazioni di categoria, con le singole imprese, con le associazioni culturali, con quelle di volontariato, con le altre amministrazioni comunali che ci stanno intorno, diventa necessario per poter poi, diciamo, far convergere tutti gli sforzi e le risorse verso degli obiettivi che siano condivisi. Certo. Quindi è un investimento che deve essere fatto. Sicuramente, parlavamo di risorse e diciamo tra i programmi appunto c'era quello del recuperare, ridurre i costi e recuperare delle nuove risorse. E in questi ultimi giorni è proprio notizia di un primo intervento per riorganizzare l'ente e che quindi rientra sempre in questa dinamica che vi eravate prefissati. Quindi sono stati prorogati di altri 3 mesi alcuni incarichi e poi cosa succederà? Allora, il tema della riorganizzazione dell'ente... Qualcuno usava dire spoil system, invece lei ha subito messo le mani avanti, non si tratta di questo, ma si tratta più che altro invece di efficienza, Sì, si tratta di efficienza e soprattutto la riorganizzazione non è un obiettivo ma uno strumento e parte da questo tipo di considerazione. Allora, lo scopo di un comune, come di un qualsiasi ente pubblico, è quello di offrire dei servizi che vadano a rispondere ai bisogni delle persone. Oggi i bisogni sono importanti, soprattutto in termini di numero, e cioè di dimensione, e intendo ad esempio, con pochi numeri raffigurarlo, abbiamo centinaia di persone che hanno avuto uno sfratto esecutivo in questi ultimi 2 anni. Abbiamo avuto 900 sandonatesi che hanno perso il lavoro in questi ultimi 4-5 anni e 350 persone in lista d'attesa per una casa popolare. Questi sono dei bisogni che tra l'altro attengono proprio alle situazioni di maggior necessità delle persone. Parliamo di bisogni, diciamo, vitali, quindi casa, alimenti, lavoro. Un comune deve chiedersi come può dare risposta a questi bisogni, tenendo conto che le politiche economiche non si definiscono a livello locale, o meglio non solo, ma risentono anche chiaramente di processi che sono nazionali o addirittura internazionali.
Però un comune non può neanche dire aspettiamo che facciano gli altri, ma si deve dire che cosa posso fare io. Ecco, su questo che cosa posso fare io, poi entra in gioco anche il tema della riorganizzazione, cioè come un comune che è strutturato, e la situazione riguarda San Donà, ma anche molti altri comuni, per quando le cose ancora funzionavano bene, quindi c'era un'edilizia privata, che era il motore dell'economia del San Donatese, si facevano opere pubbliche perché c'erano soldi, la situazione sociale non era così drammatica come ora, ma in questi 5 anni la situazione è notevolmente cambiata. Per cui abbiamo l'edilizia privata che è quasi ferma, opere pubbliche se ne fanno pochissime perché non ci sono risorse, i servizi sociali in fortissima difficoltà. E abbiamo anche tensioni sociali che poi si riflettono anche un po' sulla vita e sulla sicurezza delle persone, quindi la necessità anche di avere un maggior presidio del territorio. Ecco, l'amministrazione deve capire come poter affrontare il tempo presente e quello che verrà. Quindi la ristrutturazione va in questo senso. Non è un processo veloce perché non posso prendere un geometra e fargli fare l'assistente sociale, ci deve essere un indirizzo e soprattutto la capacità di trovare risorse nuove. Do un altro numero. 10 anni fa eravamo oltre 220 dipendenti in comune di San Donà di Piave, oggi siamo meno di 180. E a queste persone non si chiede di fare meno lavoro, anzi, dove andare a trovare le risorse? Scusi che la fermo, ma questa riduzione è dovuta a pensionamenti? Come si è arrivati a ridurre il personale però? È dovuta a pensionamenti che la legge poi non consente di rimpiazzare. Okay. Quindi fa parte di quel fenomeno, di quel tentativo di riduzione della spesa pubblica che poi si riflette anche sui comuni. La legge adesso prevede che per assumere una persona 5 devono andare in pensione. Quindi noi dovremo fronteggiare una situazione che è più complessa rispetto a 10 anni fa, con risorse umane inferiori in termini di numero. Dove trovare le risorse? Beh, il primo grosso tema è quello sicuramente di utilizzare meglio i fondi che l'Europa mette a disposizione. Faccio un esempio concreto. Abbiamo aderito a un progetto che si chiama Elena, coordinato dalla provincia, e che, se tutto va come le premesse fanno ben sperare, riuscirà a portare all'incirca una decina di milioni di euro da spendere per migliorare la rete elettrica, in particolare l'illuminazione pubblica stradale, e anche per efficientare gli edifici pubblici, e quindi interventi che vanno sulla struttura, quindi il cappotto, piuttosto che invece sull'impianto termoidraulico, allo scopo di spendere meno. Invece un'altra fonte di risorse che dobbiamo sicuramente considerare è la possibilità per i comuni di fare rete. Ci sono degli strumenti che la legge prevede, che sono le convenzioni tra i comuni, oppure le unioni dei comuni, oppure le fusioni tra i comuni, come conferenza dei sindaci, che è un tema attuale, esatto. Ma una anche delle poche vie d'uscita. Perché solo mettendo in rete risorse che oggi afferiscono ma sono frammentate tra più amministrazioni sarà possibile avere una struttura e anche una politica territoriale capace di rispondere ai bisogni delle persone. Faccio l'esempio della polizia locale, che è un argomento che in questi giorni la stampa ha trattato in maniera non sempre corretta. Ogni comando di polizia locale ha una parte... Diciamo perché si parlava anche lì di un cambio del principale, del capo della polizia, e che ci sarà, non ci sarà, non si sa. Che oggi non è avvenuto. Esatto. E che potrà essere considerato a fronte di un percorso di approfondimento che dimostri la convenienza che 10 comuni, questa è l'area del San Donatese, possano mettere insieme il proprio personale e formare un unico comando. Okay. E quindi avere un nucleo di persone che ad esempio gestisce tutta la parte amministrativa per tutti i comuni, intendiamo una popolazione di oltre 100.000 persone, e quindi avere di riflesso una maggior presenza di agenti sul territorio. Ecco, anche questa è una delle formule che vanno studiate bene, di cui, ripeto, deve essere dimostrata la convenienza, perché comunque questa economicità deve rispondere proprio a una valutazione di tipo economico, perché certo, se è così sta in piedi, e questo è un prerequisito, cioè che convenga dal punto di vista economico. E dopo c'è la convenienza sociale, che pure ha un ruolo importante in questa decisione. Ma non riguarda solo la polizia, riguarda tantissimi altri servizi, dalle risorse umane
ai servizi sociali, alla protezione civile, agli acquisti, insomma sono diversi gli argomenti, le funzioni su cui può essere fatta una economia di scala. E questo è anche indispensabile, parlare di unione, fusione, comunque collaborazione tra comuni anche in vista della futura, della prossima città metropolitana, perché ormai... Sì, questo diventa ancora più importante, perché noi sappiamo che Venezia ha una capacità di utilizzare o consumare risorse che è infinita per la specificità e la tipicità che ha. Se noi vogliamo arrivare a un tavolo di contrattazione con Venezia con un minimo di forza, dobbiamo presentarci insieme. Se invece ogni comune va da solo, San Donà che pure ha 42.000 abitanti rispetto a un capoluogo che ne ha 270.000, è chiaro che non siamo niente, ma se è il Veneto orientale che ne conta 220-230.000, ecco allora siamo anche a livello di poterci confrontare con una realtà importante. Ed è importante, diciamo, che ci sia questa forma, che in parte è anche già conosciuta dalla legge regionale, perché la conferenza dei sindaci riconosce alla Venezia orientale, quindi ai 20 comuni che stanno intorno a San Donà, Portogruaro e Jesolo, una sua specificità e uniformità. Ecco, noi vorremmo che il futuro di quest'area fosse deciso da noi e non da un capoluogo che insomma è abbastanza lontano anche culturalmente a quello che siamo noi. Certo, torniamo anche all'edilizia di cui prima aveva appunto accennato. È notizia anche di questi giorni del ritorno invece a un terreno di uso non più edificabile, ma a un riutilizzo del terreno come uso agricolo, che era poi uno dei punti del vostro programma, quello di ritornare a valorizzare appunto l'agricoltura e poi diciamo a questa agganciare anche tutto l'aspetto della ristorazione e comunque di un recupero anche di risorse da questo punto di vista. Tanto che sono arrivate moltissime richieste proprio di ritornare appunto all'uso di un terreno dal punto di vista agricolo. Quindi non è solo una cosa partita da voi, ma qualcosa che è sentito dagli stessi cittadini. Ma ci sono diversi risvolti su questo fenomeno. Il primo è che secondo me ha un valore diciamo anche culturale importante, è riconoscere che in questi decenni abbiamo costruito troppo, anche oltre alle nostre necessità. Dimostra anche che la politica secondo me ha avuto la vista corta, perché quando continuiamo a costruire più case che non persone da metterci dentro, è chiaro che prima o dopo questo fenomeno si esaurisce ed è quello che è avvenuto. Ancora oggi abbiamo un numero di invenduti che è molto alto rispetto... Infatti io leggevo 2.000 alloggi sono 2.000 vuoti. alloggi, vuol dire che potremmo dare ospitalità a 5.000 nuovi sandonatesi senza costruire una nuova casa. In realtà significa anche che noi privilegiamo, prima di costruire sottraendo nuova terra, privilegiamo il recupero di aree che sono già urbanizzate ma anche degradate e in centro storico, ad esempio, ma anche nelle frazioni ve ne sono diverse. L'altro aspetto importante invece riguarda il tema proprio dell'agricoltura, che per anni è stata l'economia insomma della nostra terra, che ancora è in grado di offrire opportunità di lavoro in alcuni casi in Regione Veneto in misura superiore anche rispetto ad altri comparti, e che quindi deve saper coniugare delle nuove forme di agricoltura, perché è proprio una questione culturale più che culturale, con il tema della filiera corta sicuramente e con il tema della difesa del paesaggio legato anche al turismo. Non dimentichiamo che noi abbiamo milioni di persone che ogni anno attraversano la nostra terra, il San Donatese, per raggiungere o la spiaggia o le città d'arte o anche solo per andare a fare spese all'outlet. Ecco, a queste persone noi dobbiamo essere in grado di dare un'offerta anche di esperienze che possono riguardare l'enogastronomia piuttosto che l'accoglienza, soprattutto rispetto anche ad alcuni appuntamenti che stanno diventando importanti e prossimi, come quello dell'Expo 2015 e anche quello che dicevamo della Grande Guerra. E quello della Grande Guerra. La Grande Guerra che farà sicuramente del Piave, per il ruolo che ha avuto nel 1917 come, diciamo, difesa rispetto all'avanzata che hanno avuto gli austriaci dopo la rotta di Caporetto, diventerà uno scenario importante a livello mondiale, tenendo conto che il Piave poi ha un'altra caratteristica, è quella di essere un fiume che unisce due patrimoni dell'UNESCO, che sono le Dolomiti
e che sono Venezia con la sua laguna. San Donà è la città più popolosa lungo il Piave perché conta 42.000 abitanti, Belluno, anche se è capoluogo di provincia, ne conta 35.000 e quindi può avere un ruolo importante anche rispetto a questo scenario. Tra l'altro lo scorso anno siamo riusciti, insieme all'assessore provinciale al turismo, a fare una proposta di percorso ciclabile europeo Monaco-Venezia che dovrebbe raggiungere la laguna di Venezia e il capoluogo attraversando il basso corso del Piave, quindi coinvolgendo il nostro territorio. Quindi questa parte deve essere poi anche, diciamo, accompagnata dallo sforzo che dovranno fare le imprese agricole per dare un'offerta anche di recettività turistica e di offerta enogastronomica per accettare questi turisti che utilizzeranno un mezzo soft, anche forse come non la solo per i bicicletta, turisti, ma anche per ma anche tanti per i cittadini residenti, qui, certo, esatto, che certo. magari non conoscono così tanto bene Certo. tante parti delle nostre zone che sono bellissime. Sì. Prima si parlava di mancanza di lavoro, del problema anche a volte dell'emergenza alimentare, quindi su questi punti principali come pensate di intervenire? Allora, ci sono degli strumenti puntuali e delle strategie che hanno dei tempi più lunghi. Gli strumenti puntuali, alcuni di questi sono anche già stati inaugurati. A dicembre, ad esempio, abbiamo aperto uno sportello lavoro che in 2 pomeriggi alla settimana, il lunedì e mercoledì, cerca di costruire attorno al profilo delle persone in cerca di lavoro quello che può essere un percorso, in alcuni casi anche con un finanziamento reso disponibile dalla Regione. Per quanto riguarda invece la casa, apriremo a partire da gennaio uno sportello casa che cercherà di far incontrare la domanda con l'offerta di abitazione, tenendo conto che ad esempio c'è questo patrimonio di appartamenti vuoti e proprietari che non riescono a piazzarli perché probabilmente hanno anche alcuni delle aspettative troppo alte. C'è invece questa necessità, dicevo 350 famiglie in cerca di una casa popolare, alcune di queste non possono permettersi alcun costo d'affitto, se non quello simbolico, alcuni di questi magari invece 300-400 euro al mese se lo possono permettere, quindi il tentativo è quello di far incontrare la domanda e l'offerta, dando però anche un servizio di mediazione dove si rassicurano i proprietari che mettono a disposizione gli immobili anche del fatto che chi ci va dentro comunque è seguito, perché spesso chi ha avuto esperienze di affitto e magari ha famiglie, diciamo, che non hanno utilizzato bene appunto l'immobile, lo hanno danneggiato in maniera anche significativa. E quindi anche loro partono un po' prevenuti, appunto. diciamo. Quindi questo è un lavoro che si può fare, che faremo con una cooperativa che si è resa disponibile e che fa questo come attività della propria struttura. Queste sono 2 risposte su argomenti puntuali. C'è un tema dell'emergenza alimentare, che è importante. per cui qui stiamo dando sostegno alle realtà che già da tempo si occupano di questo argomento, reperendo ulteriori alimenti ancora buoni dal punto di vista igienico-sanitario, ma che vengono ritirati dagli scaffali per motivi di tipo commerciale. Quest'anno inaugureremo degli orti urbani, e quindi noi abbiamo la fortuna di avere 120 ettari di verde pubblico. Prenderemo parte di queste superfici e le dedicheremo proprio a questi orti sociali perché molti potranno così integrare insomma, la propria necessità alimentare anche con questo tipo di attività che ha anche una valenza sociale oltre che alimentare. Prima dicevo che insomma, l'economia sandonatese deve molto all'edilizia e all'artigianato legato all'edilizia. Dicevo anche che adesso non c'è più necessità di costruire nuovo, o meglio ce n'è ancora un po', ma molto meno rispetto a prima, però c'è questa opportunità della ristrutturazione degli edifici, che gode dei benefici fiscali se si va verso la riqualificazione energetica, che deve essere colta dai cittadini per dare lavoro alle imprese artigiane. Su questo noi come Comune ci spenderemo perché ci crediamo, perché crediamo che ancora molte famiglie sandonatesi abbiano un risparmio che può essere investito in questa forma, che tra l'altro genera un ritorno, perché se l'intervento è fatto bene c'è intanto un vantaggio fiscale, quindi in 10 anni io riesco ad ammortizzare il 50% della spesa, e poi un beneficio sulla bolletta. E quindi è un intervento che si paga e va a valorizzare uno dei beni
ai quali gli italiani tengono di più, che è la casa. Questo può dare ossigeno alle molte imprese artigiane e a tutto l'indotto di queste, che è ancora importantissimo per l'economia del San Donatese. Certo. Con questo io la ringrazio perché sono finiti i minuti a nostra disposizione, la ringrazio di essere stato qui con noi in studio e rimando i nostri telespettatori alla prossima settimana sempre su questa emittente. Buona serata. Un libro non contiene solo carta, inchiostro e colla. Un libro, un vero libro, racchiude un'intera nuova vita. Un lavoro di grafica ben fatto non è solo un insieme di forme e colori. La grafica è passione, tecnica, creatività, genio e sentimento. Ogni persona ha i libri che ha letto, le emozioni che un'immagine, una foto, un colore le ha dato. Noi lo sappiamo bene, perché dedichiamo la vita per un'arte e ci emozioniamo ogni giorno.